Innanzitutto buongiorno, ben ritrovati. Questa mattina ho il piacere di essere collegato con il presidente del CONI regionale Veneto, professor Dino Ponchio. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, noi insomma ci si sente per vari motivi con una frequenza direi buona, però questa mattina volevo riprendere un discorso che avevamo iniziato un paio d'anni fa, sembra ieri, ma ormai sono già passati 2 anni e quindi volevo riprendere il discorso legato allo sport vento. Ovviamente 2 anni fa si parlava di post-Covid, ora direi che il Covid è un capitolo chiuso che ha lasciato comunque degli strascici, però bisogna guardare avanti. E allora le faccio questa domanda: com'è attualmente la situazione dello sport nella nostra regione? Attualmente lo sport praticato dalla nostra regione è una situazione che vede lo sport veneto in grande salute di tesserati. Siamo arrivati a superare la soglia pre-Covid-19. Tesserati, società, siamo attività di formazione di base e agonistica molto elevata, capacità organizzativa, siamo pieni di campionati e di attività nazionale e internazionale nel Veneto, a dimostrazione che abbiamo la capacità di esprimere grandi campioni ma anche grandi manifestazioni. Lo sport in generale, quello veneto, ha bypassato la pandemia 1 del Covid-19, stringendo la cinghia, insomma l'abbiamo passata. Abbiamo anche passato la seconda pandemia, quella di 1 anno e mezzo fa circa, dello scoppio dei costi energetici. L'abbiamo passata per gli aiuti vari che sono arrivati da Stato, Regione, comuni, eccetera, ma soprattutto perché il costo del gas è tornato ai livelli precedenti. Adesso però siamo di fronte alla terza e più pandemica problema che è l'applicazione della legge di riforma dello sport per il settore, in particolare del lavoro sportivo, che ha inginocchiato il nostro mondo, in particolare quello delle piccole società, e i problemi da affrontare sono grandissimi e il nostro movimento li sta mettendo a fuoco in questo momento, perché prima non li toccava. Adesso dal 1° gennaio bisogna uniformarsi con il cambio, l'adeguamento di ogni e qualsiasi statuto, con relative spese, con il lavoro sportivo, che basta avere un istruttore per complicarsi la vita di una piccola società. Quindi noi stiamo lavorando per questo. Nel 2023 abbiamo messo in piedi 24 incontri sul territorio della regione, in tutte le province, con i più con esperti di livello nazionale, per aggiornare e cercare di mettere i dirigenti delle società in grado di difendersi dall'aggressione di questa riforma. E però concludo, lo sport, il popolo dello sport, lo sport ha in sé degli anticorpi così forti che ha sconfitto la prima e seconda pandemia. Sono convinto che sconfiggeremo anche quella della legge sul lavoro sportivo in particolare. Presidente, è chiaro che questa riforma ha creato grossi problemi. È chiaro anche, anzi non è chiaro, dove possa essere utile allo sport. Ci sono delle situazioni che con questa riforma miglioreranno, secondo lei? Ma sì, ci sono nello sport alto e semi-alto, dove c'è, semiprofessionismo, dove ho avuto anche un incontro mediato dal presidente regionale della FIGC, l'amico Beppi Ruzza, sia con Abete che con Gravina, in occasione dell'incontro con le loro società, e abbiamo discusso di questo. Per loro è un passo avanti, perché mette in regola, tra virgolette,
quei ragazzi, atleti, giocatori, ma vale anche per il basket e in qualche modo anche per la pallacanestro, diciamo per quegli sport dove c'è il professionismo alto, che è un'altra cosa, ma anche quella terra di mezzo in cui si prendono dei rimborsi ma non si hanno diritti di prospettiva per la pensione, eccetera. Allora, regolarizzando il rapporto, questi atleti, ragazzi e ragazze, hanno la possibilità di mettere da parte qualche contributo per pensare di arrivare a un'ipotetica pensione, mettiamola così. Ma questo, se scendiamo ancora a livello dei percettori di 10-15 mila euro all'anno, la cosa invece si complica molto, perché a fronte di incombenze per la società, di registrazioni, di contribuzione, di questo, questi ragazzi e ragazze, questi professionisti, chiamiamo lavoratori, la legge li chiama lavoratori sportivi, i lavoratori sportivi accantoneranno delle micro somme che portate a sommatoria finale a 60 anni daranno diritto a quasi niente. Quindi un grande lavorio, una dispersione di energie per quasi niente, e per mettere invece in ginocchio le piccole società che devono andare. Il segretario factotum delle piccole società di quartiere, che faceva tutto, dal raccogliere le quote di iscrizione dei ragazzi, che sono, le famiglie sono il vero sponsor dello sport italiano, le iscrizioni, eccetera, tutto quello, i tesseramenti, i rapporti con la federazione, eccetera, che faceva tutto il factotum, che poteva essere il segretario o anche il presidente o qualche tecnico, non possono più farcela da soli e devono, gioco forza, appoggiarsi a dei professionisti, commercialisti, addirittura consulenti del lavoro, adesso per l'adeguamento degli statuti sicuramente anche dal notaio. Quindi sono spese che per le società grosse strutturate possono essere messe nel conto, più 20-30% del budget. Per le piccole invece questi costi fissi incidono in modo pesantissimo, a rischio che il dirigente, presidente di buona volontà, che si è trovato lì a vestire questo ruolo perché aveva il figlio o la figlia che faceva attività e si è trovato a fare il presidente, e dice vabbè, a sto punto mollo tutto. Ecco, questo è il rischio per le società piccole. Rischio che trova una soluzione, secondo lei, o veramente si va verso questo, io vedo probabile accorpamento di varie piccole società, perché a questo punto le possibilità sono due: o chiudere e sparire, o unirsi e fare a gruppo. Sì, sì, come ho avuto modo anche altre volte di dire, le possibilità di sopravvivenza ci sono, anche perché lo sport è fatto da persone toste, però le vie d'uscita sono aiuti pubblici, e ne aspettiamo. Lo sport è entrato in Costituzione, quindi nessuno più si può nascondere dietro il dito: ma lo sport non so se posso sostenerlo, vedo. No, adesso noi abbiamo dignità costituzionale e abbiamo diritto ad essere aiutati da chi può, lo Stato e gli enti pubblici in particolare. E questa è una strada. La seconda strada è migliorare la legge. La legge, come era stata presentata ormai 4-5 anni fa, era irricevibile, alzando la mano, la voce, urlando come abbiamo fatto noi, e tra noi mi metto anch'io in prima fila, perché ne abbiamo fatte di battaglie. La legge è stata emendata 1, 10, 100, 1000 volte, a testimonianza che, come era partita, era uno schifo. Uso questo termine poco proprio per tirare l'attenzione. Adesso è migliorata, ma non basta. Noi dobbiamo continuare a urlare, non nel deserto, ma per farci ascoltare, per migliorarla ulteriormente, per venire incontro alle esigenze delle società, tutte piccole in particolare. Esempio, adesso prima con la legge pescante 382 del 2000
fino a 10.000 euro di reddito per i collaboratori sportivi erano esentasse. Guarda caso siamo arrivati ai 5.000. C'è un piccolo costo fisso perché bisogna registrare, diciamo ci sono circa un 10% di dazio da pagare, però siamo arrivati a 5.000, è già qualcosa. Fino a 15.000 non si pagano gli oneri previdenziali, eccetera, si paga è una fascia tutelata. Ecco, bisogna andare ancora più avanti, e per questo sono sicuro che si riuscirà a ottenere qualcos'altro. E infine, nel peggiore delle ipotesi, le società o chiudono o arrivano questi aiuti, o cosa possono fare per quadrare i conti? Possono scaricare il costo a chi? All'utente di base, alle famiglie che pagano le quote, e quindi queste quote che sono ancora molto sociali, non c'è società sportiva che fa lucro in Italia, non lo so, ma nel Veneto sicuramente, vogliono solo stare in equilibrio economico. Ecco, allora per farlo noi abbiamo fatto una mano di conti, potrebbe essere che le quote di frequenza per il nuoto, il calcio, la ginnastica, quello che vuoi, cito anche l'atletica perché non me lo posso dimenticare, il rischio è che possano aumentare del 30%, e quindi mandare una famiglia che ha 2 o 3 ragazzi a fare sport magari diventa una spesa difficilmente sostenibile. E non vorrei mai che fare sport diventasse come quando ho cominciato io 10, 20, 30, 40, 50, 60 e mi fermo anni fa, una questione di censo, che fosse il reddito a determinare chi fa sport o no, che sarebbe un passo indietro inaccettabile. Andrebbe contro a quelli che sono poi, che è stato poi questo riconoscimento in Costituzione, quindi sarebbe veramente anticostituzionale a questo punto che lo sport fosse una cosa, una situazione di elite, e su questo dobbiamo assolutamente batterci tutti insieme. Senta Presidente, le tematiche sono tante, io questa mattina volevo fare una panoramica con lei, però abbiamo direi centrato un argomento importante. Io le faccio questa proposta: una volta al mese potremmo incontrarci e fare un po' il resoconto di quella che è l'attività del CONI regionale. Perché? Perché poi le domande e le curiosità sono tante, cosa succederà nel 2024 nel Veneto, ma poi c'è anche ormai l'imminente inizio di queste Olimpiadi 2026, dico imminente perché 2 anni poi passano velocemente, ma poi ci sono anche tante altre situazioni da analizzare. Ecco, io questa mattina analizzerei questo punto, abbiamo analizzato questo punto. Se per lei va bene, una volta al mese andremo a fare... Accetto molto volentieri, anche perché oggi siamo stati un po', tra virgolette, pesanti nello sport. Era giusto parlarne di questa tematica qui. È un mio cavallo di battaglia quello della critica di questa legge, però non possiamo neanche tediare gli spettatori solo con problemi. Lo sport in genere, quello veneto in particolare, ha tante luci, e sarebbe bene far vedere anche queste luci che abbiamo. E allora, Presidente Ponchi, io intanto la ringrazio per questo primo collegamento. Io direi che appunto daremo visibilità a queste luci, a queste eccellenze, a queste situazioni che veramente mettono il Veneto al primo posto a livello nazionale per quanto riguarda l'attività di base e non. Quindi per questa mattina io la ringrazio, le auguro buon lavoro, continui la sua battaglia per difendere lo sport nel Veneto, e lo sappiamo, è una base importante su cui costruire anche tutta l'economia. Grazie, cari saluti. Buona giornata, grazie Presidente. Grazie.